Rural Emotion e città storiche, mercati rionali e contadini fra piazze, corti e barchesse sono i progetti dei Galpadovani per valorizzare l'offerta turistica che sono stati presentati venerdì 20 aprile a Monselice. Rivitalizzare i mercati e il patrimonio rurale è l'obiettivo principale del progetto di Open Market, di cui è capofila il GAL Bassa Padovana, per il recupero del patrimonio architettonico e la calendarizzazione di mercati rionali e contadini, che rientreranno in itinerari turistici tesi a far scoprire i prodotti locali. Quello che siamo capofila come Bassa Padovana si titola Città storiche, i mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse, e credo che il titolo stesso stia a significare il recupero di alcuni momenti di socializzazione come il mercato, quindi non solo agricolo ma mercato in senso complessivo nel nostro territorio. È un progetto che coinvolge i 5 GAL, quindi il GAL Bassa Padovana, il GAL Patavino, il GAL della Bassa Pianura Veronese, il GAL della Terra Berica e anche un GAL del Carso del Friuli Venezia Giulia. E questo è un modo per risocializzare la vita nei nostri centri storici, ma anche per far conoscere ville, barchesse e altre strutture che sono all'interno del nostro territorio. Con il progetto Rural Emotion, il GAL Patavino sfrutterà l'immagine di personaggi storici e letterari per creare itinerari turistici, con il coinvolgimento di comuni e di operatori dei servizi del territorio, dai ristoranti agli agriturismi, dai bed and breakfast agli alberghi, dai commercianti agli artigiani. Sono 3 i progetti su cui lavoriamo. Il GAL Patavino fa da coordinamento su un progetto che valorizza e trova riferimento a quelle che sono le figure nate e vissute nel nostro territorio da un punto di vista culturale. Questo insieme alle figure di riferimento, quindi il Palladio del Basso Vicentino, a Rigoni Stern come icona per l'ambiente sull'Alto Vicentino, ma insieme ad altre figure che hanno vissuto in questo nostro territorio e che possono, attraverso l'esperienza, la loro proposta anche culturale, essere un elemento di coesione. Quindi progetti che valorizzano i mercati, le figure e le icone che hanno un valore storico in questo territorio, dei collegamenti con, almeno per quanto riguarda il nostro progetto di cooperazione anche con la Finlandia, con il Friuli, questo voglio per valorizzare l'offerta del Veneto e con particolare della Bassa Padovana da un punto di vista del turismo rurale. Punto di forza di questi progetti, che vedono coinvolti 53 comuni, è la cooperazione tra i GAL del Nord-Est, con la partecipazione anche di un GAL finlandese. Tutti i progetti prevedono intanto un'azione informativa, perché un itinerario senza il coinvolgimento di tutti gli operatori economici di un territorio sicuramente non è un itinerario vivo proponibile ai turisti. Altra azione comune interessante per quanto riguarda il REM è quella dell'utilizzo di uno strumento innovativo che è il fumetto. Per questo progetto faremo un concorso europeo per l'individuazione del personaggio che sarà il Martin Mister piuttosto che il corto maltese della situazione, che incontrerà in una sceneggiatura che verrà fatta in ciascun territorio questi personaggi famosi e comunque visiterà anche questi che sono i luoghi e le emergenze storico-architettoniche e ambientalistiche che ovviamente sono presenti nel nostro territorio e che motivano il progetto stesso. Altra cosa, con l'Open Market abbiamo coinvolto direttamente i comuni e in particolare il comune di Sant'Elena che in questo modo sistemerà l'AIA all'interno della barchessa dove sposterà una parte del mercato, e il comune di Saletto che sta rivedendo proprio questo luogo di incontro che in questo momento non è ben definito all'interno del comune, per cui andremo a valorizzare un comune che si trova tra l'altro sulla direttrice dell'itinerario delle città murate che quindi aggiunge valore anche al visitatore, ospitando poi ovviamente anche il mercato. I GAL padovani, inoltre, hanno sottoscritto l'accordo di cooperazione interterritoriale Tour Rivers, turismo rurale tra i grandi fiumi, che, guidato dal GAL Polesine Adige, punterà a qualificare e promuovere l'offerta turistica rurale dei territori attraversati dai grandi fiumi. L'auspicio è che, con questi progetti di cooperazione, si creino delle reti solide che, attraverso lo scambio, la collaborazione e il confronto, rafforzino le potenzialità turistiche rurali di tutte le aree coinvolte.